Il prosecco che tracima dalle cisterne, inondando letteralmente il piazzale della cantina. Un filmato che sta girando nei telefonini dei produttori e che racconta perfettamente la situazione di collasso di diversi centri di raccolta delle uve in pianura. Un distinguo d'obbligo con le cantine della DOCG, dove la produzione è regolata sin dalla primavera con il diradamento dei grappoli. In pianura e soprattutto tra i filari di glera non ci si aspettava che nelle vigne maturasse una quantità d'uva superiore ai 180 quintali per ettaro stabilita per la DOC, con il risultato di far traboccare le cisterne, mettere su subito.it l'uva in eccesso o semplicemente lasciarla sui filari, provocando quell'odore di mosto diffuso in tutta la marca e al tramonto particolarmente pungente all'olfatto. Perché non hanno fatto la giusta diradazione prima. Forse certe cantine hanno sottovalutato la quantità, quindi hanno bisogno anche delle giornate di lavorazione interna, perché il vino bisogna lavorarlo subito, entro le 24 ore, altrimenti non si fa qualità. Ecco allora perché in questa cantina, e pare proprio non sia stata l'unica, il prosecco è letteralmente traboccato finendo sul cemento. Ma questo, secondo il consigliere della cantina vittoriese, non vuol dire che non si possa gestire la sovrapproduzione. Siamo organizzati per lavorarlo tutto, però facciamo parte di una denominazione, c'è la DOC e la DOCG. Quindi le denominazioni hanno, come anche l'IGT, hanno un quantitativo massimo ed un 20% di tolleranza. Se qualcuno supera quel 20% di tolleranza, evidentemente dovrebbe declassare tutto e passare all'IGT. Questo dipende dalla convenienza che fa il produttore, se lasciare qualcosa sulle viti o declassarlo. Troppa glera quindi, o strutture insufficienti per lavorarla per tempo. Una stagione, quella che si sta chiudendo, che deve insegnare per il futuro. Il vigneto bisogna avere anche una certa esperienza e valutare quanta roba c'è sulle viti. Quindi se ci sono grappoli in più bisognerebbe passare a fare il diradamento. Quest'anno diciamo che qualcuno è rimasto un po' imbrogliato perché il peso è un po' più del normale.